Cateno De Luca ad Agrigento per presentare il tour A Modo Mio. Ecco, di cosa si tratta gentilmente? Di una iniziativa a sostegno dei giovani artisti siciliani, perché in Sicilia è molto complicato per i giovani farsi conoscere e soprattutto avere la possibilità di un palcoscenico importante. La Casa del Musicista ha questo obiettivo, io faccio da modesto testimone, l'ho ripreso anch'io il mio amore per la musica e dopo 32 anni che l'avevo interrotto sto frequentando il Conservatorio Musicale Corelli di Messina e sono a disposizione per creare questi servizi e dare la possibilità ad ognuno di potersi proprio farsi conoscere in modo compiuto, quindi servizi per i giovani artisti. Quindi cosa deve fare un giovane artista? Si collegherà con noi e avrà la possibilità, come già è stato con i primi laboratori che abbiamo avviato, di avere anche un contatto, un consiglio da soggetti affermati nel settore del pop, della musica in generale. Noi già abbiamo fatto dei laboratori con Red Ronnie, grazie a Di Michele, siamo stati la settimana scorsa a incontrare il maestro Mogol e verrà in Sicilia per concludere il nostro tour il 19 di dicembre a Messina. E di conseguenza abbiamo avuto anche la possibilità di studiare quello che è il CET, questo centro europeo del Tuscolano, di cui è fondatore proprio Mogol, per riprodurre lo stesso modello in Sicilia. Onorevole, ecco, molti pensavano che il suo era un tour elettorale, visto che lei ha più volte anticipato una candidatura a presidenza della regione futura. Cosa ci può dire in merito e cosa c'è di vero e se lo farà? Io in questo momento vi posso dire che ho formulato la mia candidatura per Sanremo, abbiamo elaborato un brano e attendiamo il responso. Questo per ora è la competizione che in queste vesti mi compete e mi auguro che anche da questo punto di vista ci possano essere delle belle sorprese. Ecco, però qualcosa di politico ce lo deve dire, una volta che siamo qua, cosa ne pensa del governo Musumeci, la Lega, Ma insomma, guardate, il suo è un pulpito sicuramente d'eccezione. Io in questo momento mi sento di dirvi questo: Palazzo d'Orléans vede che Cateno De Luca canta, io ho mandato a dire che al momento giusto potrebbe arrivare anche un'altra fase, cioè quello che Cateno De Luca da cantante potrebbe anche suonargliele definitivamente e per bene. In questo tour stiamo accompagnando la Casa del Musicista in questa sfida ambiziosa ma anche affascinante, che è quella di portare avanti un nuovo tour con un progetto che si chiama Musica Senza Barriere, che ha l'obiettivo, insieme alle associazioni e agli enti del territorio, di costruire delle serate durante le quali si possa rappresentare la diversità attraverso la musica, perché la musica parla un linguaggio universale che è l'unico capace di creare relazioni, partecipazione e dare a tutti, nessuno escluso, uno spazio per produrre bellezza.